Con una cerimonia solenne si sono aperti ieri ufficialmente le porte di Ambelia, l'antica tenuta che ricade nel territorio di Militello Val di Catania, tornata al suo antico splendore. Migliaia di visitatori e le scolaresche che hanno assistito all'inaugurazione della Fiera Internazionale del Cavallo organizzata dalla Regione Siciliana e dall'Istituto per l'Incremento Ippico. A fare gli onori di casa il presidente della regione Nello Musumeci, che ha sottolineato come questa è la Sicilia che mi piace e che vorrei. Ambelia è l'esempio di come un buon governo possa recuperare il degrado e l'abbandono. Questa è la Sicilia che mi piace, la Sicilia che può scommettere sui beni di cui già dispone. Ecco, non dobbiamo inseguire miracoli. Ambelia è il simbolo di come un luogo pubblico possa essere sottratto al degrado e all'abbandono e restituito alla fruizione per diventare anche processo di sviluppo economico e di crescita del territorio. 300 cavalli, decine di razze, migliaia di persone, bambini di tutte le scuole, significa che Ambelia può diventare un impianto sportivo equestre di carattere internazionale e quindi lavoro per i paesi del circondario e quindi consolidare l'attrazione della Sicilia. Siamo solo all'inizio, possiamo farlo anche e dobbiamo farlo per altre aree pubbliche. Abbiamo già avviato una ricognizione seria, penso ai luoghi archeologici che possono essere tutelati, valorizzati e offerti alla fruizione dei visitatori.